Ciao a tutti ragazzi e bentornati allo Scrigno del Calcio, lo scrigno che prende il nome da questa scatola qui da cui abbiamo estratto tantissimo materiale per la storia di oggi che vi vado a raccontare, che è una storia che vi avevo promesso parlando della storia di Leandro, centravanti che la Fiorentina prese per sostituire Gabriel Batistuta, che segnò solamente nelle prime giornate, e che era la Fiorentina inizialmente di Fatih Terim che poi litigò o meglio deluse un po' Vittorio Cecchigori, che lo esonerò dopo una fase altalenante della stagione, e probabilmente in realtà non tanto per i risultati quanto perché Terim si stava già accordando con il Milan per la stagione 2001-2002, ed è la storia che vi vado a raccontare io, l'esperienza di Fatih Terim sulla panchina del Milan, l'unico allenatore turco nella storia del club rossonero. Mi raccomando, io ve la racconto, ma voi iscrivetevi al canale, è molto importante, quindi sostenete il canale, iscrivetevi, lasciate like, lasciate commenti, seguiteci sui social, il Popolo del Calcio anni 90 sia su Facebook che su Instagram, e il Popolo del Calcio, che è il blog dove ci sono tante storie, dove ci sono tanti approfondimenti sulla Serie A, sulle maglie, sul fantacalcio, insomma tutto quello che può interessare un appassionato di calcio. Dunque, che cosa succede nell'estate del 2001? Anzi, facciamo un piccolo passo indietro. Terim viene esonerato dalla Fiorentina all'inizio del 2001. Il Milan più o meno nello stesso periodo ha deciso che la storia di Zaccheroni, di Alberto Zaccheroni sulla panchina rossonera, è destinata a chiudersi, e Berlusconi e Galliani sono rimasti ammaliati dal gioco della Fiorentina. La Fiorentina in quell'anno aveva battuto il Milan 4-0, annichilendo completamente i rossoneri. Il bel gioco e anche la personalità dell'allenatore turco affascinano la proprietà del Milan, che decide di affidare la panchina. Tra febbraio e marzo viene esonerato Zaccheroni, ci sono i traghettatori Cesare Maldini e Mauro Tassotti, ma si sa che in estate arriverà un altro allenatore. Terim sbarca a Milano nell'estate del 2001, un Milan ambiziosissimo dopo un paio di stagioni altalenanti. Squadra rossonera vuole riprendersi lo scettro della Serie A, lottare nuovamente per lo scudetto. Berlusconi non bada a spese, la campagna acquisti dell'estate del 2001 sarà una campagna acquisti sontuosa. Arriverà Inzaghi dalla Juventus, arriverà Rui Costa proprio dalla Fiorentina, peraltro ritroverà Terim, che gli aveva dato tantissimo spazio, l'aveva messo davvero al centro del gioco della squadra, quindi è un acquisto super per il Milan. Viene acquistato Pirlo in uno di quegli scambi tra Milan ed Inter, in quegli anni in cui alla fine l'Inter ci rimetteva sempre, il Milan riusciva ad ammollare dei giocatori che erano delle riserve, a prendere i vari Seedorf, che arriverà l'anno successivo. Appunto Pirlo prenderà dei giocatori che al Milan emergeranno, e affibbierà all'Inter dei giocatori sostanzialmente inutili, o comunque non a livello di quelli che fanno il percorso inverso. Arriva poi anche Avi Moreno, che magari è un'altra storia che si potrà raccontare, che aveva portato l'Alaves, una squadra provinciale spagnola, fino alla finale di Coppa UEFA persa contro il Liverpool. Avi Moreno deve essere la riserva, sarà la riserva della coppia d'attacco formata da Inzaghi e da Shevchenko. Non si dimostrerà molto adeguato, molto all'altezza l'attaccante spagnolo. C'è tantissima attesa. Io mi ricordo questa presentazione al raduno del Milan con i nuovi acquisti, una tifoseria nuovamente esaltata dalla possibilità che i rossoneri possano giocarsi di nuovo lo scudetto. Poi comincia il campionato e iniziano le prime difficoltà. Il Milan si rivela una squadra poco equilibrata, una squadra che crea tantissimo ma che ha dei buchi difensivi abbastanza notevoli. È un po' quello che sta accadendo. Io sto registrando il video adesso ad ottobre del 2024. L'allenatore del Milan è Paulo Fonseca, ed è un po' una storia simile, anche se Terim fu accolto meglio di Fonseca. Però questa squadra un po' con poco equilibrio, con risultati alterni. Poi vedremo anche che cosa lega i due allenatori. Io non so cosa accadrà
nel proseguimento di questo campionato, so quello che è accaduto nel 2002. Prima giornata, io vi ho portato le prime giornate, i ritagli dei giornali. Il Milan va a Brescia, Brescia di Mazzone, Brescia-Milan 2-2, eccolo qua. Brescia spaventa un Milan da paura, eccolo qui. Che cosa succede? Fa un caldo bestiale, 26 agosto del 2001, il Brescia si porta sul 2-0 nel primo tempo con la doppietta di Iglitare, 2 gol praticamente uguali, cross dalla sinistra e gol di testa del centravanti albanese. Nel secondo tempo segna Brocchi e poi pareggia Shevchenko su rigore. Tra l'altro si infortunerà pure Rui Costa, che si romperà il gomito, starà fuori un mesetto. Mi ricordo Galliani con il cellulare che chiamava l'ospedale per sapere come stesse il portoghese. Del resto il Milan aveva speso una valanga di soldi per Rui Costa. Alla seconda giornata però il Milan è travolgente e batte 5-2 a San Siro la Fiorentina. Ecco qui anche il ritaglio di quella giornata. È una delle volte in cui la coppia Inzaghi-Shevchenko ha fatto faville. Il Milan vince 5-2, segna anche Laursen per il Milan, il difensore danese. Ovviamente doppietta di Chiesa. Chiesa ha fatto gol al Milan con le maglie di tutte le squadre del mondo. Credo che gli avrebbe fatto gol anche quando ha chiuso la carriera in Toscana nel Figline Valdarno. Se il Milan avesse giocato un amichevole contro di loro, Chiesa avrebbe fatto gol anche all'epoca. È un gran bel Milan quello che si vede in Milan-Fiorentina 5-2. Il Milan vincerà poi altre 2 partite di seguito a Udine 2-1 e andrà in testa alla classifica assieme a Juventus ed Inter. Sarà uno dei pochi casi negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, in cui Inter, Milan e Juventus sono state insieme in testa, appaiate tutte e tre al comando della classifica. Batterà la Lazio per 2-0 nel giorno in cui proprio Alberto Zaccheroni esordirà sulla panchina della Lazio. Il Milan non farà sconti, segnerà ancora Laursen e segnerà Filippo Inzaghi 2-0 e poi inizierà il periodo complicato. I rossoneri perdono 3-1 a Perugia contro gli Umbri, contro il Perugia, una partita condizionata anche dalla pioggia. Milan giocherà molto male e perderà. Pareggerà 1-1 contro il Venezia e qui inizieranno le prime crepe fra Terim e Berlusconi, che sarà un po' poi il pomo della discordia tra i due, come doveva giocare il Milan. Berlusconi è stato un presidente che si è sempre tra virgolette fatto i fatti dell'allenatore, è sempre intervenuto anche in questioni tecniche, tattiche. A volte sembrava che volesse fare lui l'allenatore. La grande bravura, ad esempio, di Ancelotti, ma anche di Capello, è sempre stata quella di non rispondere al presidente, di assecondare, di dire sì, è vero, e poi sostanzialmente di fare quello che volevano. Terim risponde anche pubblicamente a Berlusconi e dice: l'allenatore sono io, in campo si fa quello che dico io, ed è una risposta che a Berlusconi non piace. Quindi iniziano un po' le prime frizioni tra i due. In più i risultati non aiutano il tecnico turco, che inizia ad essere sulla graticola, inizia a traballare ed inizia ad aleggiare il nome di Carlo Ancelotti sulla sua testa. Praticamente Terim, dopo le prime 3 o 4 giornate, inizia ad essere in bilico tutte le settimane e si inizia a dire: se Terim perderà la prossima, è pronto Ancelotti a tornare sulla panchina del Milan. Milan-Venezia 1-1, il Venezia non ha fatto neanche un punto finora in classifica, è stato esonerato Prandelli, è arrivato Buso in panchina, in coppia con Iachini, che non aveva ancora il patentino di allenatore. Sembra una partita pronta per un 3-4-5-0 del Milan. Sarà invece una partita che si chiuderà incredibilmente sull'1-1, gol di Shevchenko per il Milan e di Maniero per il Venezia. E a quel punto sembra davvero scontato l'esonero di Terim e succede quello che è successo a Fonseca quest'anno. La partita successiva c'è Inter-Milan, l'Inter sembra poter vincere il derby, non era favorita come lo era nel 2024, ma insomma si parla già di un possibile esonero di Terim qualora il derby andasse male, e il Milan tira fuori una prestazione
sfavillante, l'Inter passa in vantaggio per prima 1-0, poi all'inizio del secondo tempo il Milan fa 4 gol tutti insieme. Mi ricordo un gol bellissimo di Contra, che era stato un altro acquisto, terzino rumeno molto, molto bravo, ma insomma un po' con carattere un po' particolare, un po' esuberante. Eccolo qui, questo è il ritaglio del Corriere dello Sport, è Terim l'imperatore del derby. Il Milan vince 4-2, tra l'altro non capisco perché nella vittoria del Milan ci siano i giocatori dell'Inter che festeggiano, mi sembra quasi una presa in giro nei confronti dell'Inter più che del Milan. Qui c'è l'esultanza proprio di Contra che si è tolto la maglia. Inter 2, Milan 4, l'Inter segna con Ventola, poi segnano Shevchenko, Contra, Inzaghi, ancora Shevchenko e proprio al 90° Callon per l'Inter, ed è il risultato che salva la panchina di Terim, la salva quantomeno momentaneamente. Mi ricordo anche un'intervista di Terim nel dopo partita, sudatissimo, che si asciugava il sudore con dei fazzoletti, non parlava benissimo l'italiano, si faceva capire, ma insomma non aveva proprio un eloquio molto molto fluido. Berlusconi sta zitto, è contento per la vittoria, ma continua a non amare particolarmente questo allenatore. Il Milan non dà seguito alla vittoria nel derby, ha passato 2 turni di Coppa UEFA contro il Bate Borisov e contro il CSKA Sofia, pareggia 0-0 in casa contro il Bologna. La giornata successiva si ricomincia a parlare di un Terim traballante, scricchiolante. Evidentemente è stata proprio davvero una piccola aspirina la vittoria nel derby. Il Milan perde 1-0 in casa del Torino nella giornata successiva e il 4 novembre del 2001 segna Cristiano Lucarelli per il Torino. Eccolo qua. Il Milan nel finale, proprio a ridosso del 90°, sbaglia con Inzaghi un calcio di rigore. Inzaghi è stato un giocatore fenomenale, fantastico, ma assolutamente inadatto a calciare i rigori. Io mi ricordo una valanga di errori dal dischetto del centravanti, che non avendo una tecnica straordinaria non era precisissimo dal dischetto. Inzaghi calcia alto il rigore che poteva dare il pareggio al Milan. Terim viene esonerato il giorno dopo da Berlusconi, e nella storia dei tanti giocatori ed allenatori che hanno rifiutato il Parma negli anni 90, all'inizio degli anni 2000, io ci ho fatto un video, andate a recuperare anche quello se non l'avete visto. Ancelotti sta per firmare con il Parma, è già diretto in sede a firmare con gli emiliani, viene raggiunto telefonicamente da Galliani che lo implora quantomeno di pensarci, quantomeno di chiacchierare un attimo per poi decidere. Ancelotti fa dietro front con la macchina, parla, ospita a casa Galliani e alla fine sceglie di tornare al Milan al posto di Terim. La storia di Terim col Milan probabilmente ha aperto involontariamente e indirettamente l'epopea di Carlo Ancelotti sulla panchina del Milan, perché probabilmente, non essendo così supportato e difeso dalla proprietà, il tecnico turco non avrebbe avuto la forza di fare quello che ha fatto Ancelotti con il Milan. Il cambio è stato alla fine azzeccato, quel Milan lì arrivò quarto per il rotto della cuffia, ma quel quarto posto diede vita poi alla vittoria della Coppa dei Campioni dell'anno dopo, allo scudetto del 2004 e a tutte le vittorie che è inutile stare qui a ricordare e a sciorinare. Il Milan di Terim è stato un mezzo esperimento fallito, qualcosa ha funzionato, qualcosa no. Evidentemente il carattere del tecnico turco, molto orgoglioso, anche molto estroverso, e quello di Berlusconi non erano davvero compatibili. Alla fine è andata a tutti bene così. Questa è la storia di Terim al Milan, dei pochi mesi dell'allenatore turco al Milan. Noi ci vediamo domani, mi raccomando iscrivetevi, ciao!